Attraverso il giardino d'inverno arriviamo in uno degli ambienti più belli della casa, la cucina. Come vedete, come vi ho detto precedentemente, parliamo di una casa che è completamente ristrutturata e mai abitata. Infatti potete notare che manca ancora la cappa centrale. La cucina è sviluppata in maniera molto squadrata, su un lato completamente arredata, bellissimo anche lo scorcio della finestra sul corridoio che poi porta alla zona notte, e un'isola centrale molto grande con i fuochi, un'ottima zona di convivialità. Come vedete, nella casa la divisione tra la zona giorno e la zona notte è ben distinta. Tutto il corridoio che porta verso la zona notte è completamente arredato da armadiature e da librerie. La zona notte della casa è suddivisa in due ambienti. Ci troviamo in una delle due camere, entrambe matrimoniali. Entrambe le camere hanno una cabina armadio indipendente e tutte e due hanno il bagno in suite. Un'altra peculiarità di questo appartamento, non da poco per chi ama vivere in centro, è che le due camere da letto, nonostante gli infissi siano sempre performanti, sono disposte verso la parte interna del palazzo, molto luminosa ma silenziosissima. Se volete avere maggiori informazioni riguardo questo appartamento o come sempre poterlo visitare virtualmente, andate direttamente sul nostro sito www.rigatti.it.